Nella 2 giorni elettorale siciliana il segretario nazionale del Partito Democratico Pierluigi Bersani ha fatto tappa ad Agrigento. Dal palco di Porta di Ponte il suo sostegno al candidato sindaco Mariella Lobello, definita da Bersani una forza della natura. L'intervento del segretario del PD proprio subito dopo quello dell'aspirante sindaco. Attacchi a Berlusconi, Alfano ed anche al leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, che durante il comizio a Palermo ha affermato che la mafia non strangola i suoi clienti, si limita a chiedere il pizzo, mentre la politica strangola le sue vittime, i cittadini italiani. Diverse le tematiche affrontate da Bersani: finanziamenti ai partiti, riforma delle pensioni, nuova legge elettorale, misure di crescita, forbice sociale. Riferendosi al PDL, Bersani ha detto: altri si accingono a cambiare nome ai partiti, noi manterremo il nostro, Partito Democratico, così come resterà inalterata la linea. Riguardo le amministrative, da Bersani l'appello a dare forza ad Agrigento con Mariella Lobello, donna ricca di energie, per favorire la ripresa, lo sviluppo, facendo ripartire i cantieri. In presenza dello Stato Maggiore del PD, i vertici regionali, provinciali, parlamentari ed amministratori, il candidato sindaco della grande coalizione PD, MPA, FLI e API si è rivolta in particolare alle donne, criticando chi finora ha governato la città. Noi non siamo dei ricchi che hanno deciso di cambiare gioco e che invece di giocare a bridge hanno deciso di prendersi la città. Non siamo quelli che dicono le menzogne di avere risanato dei conti mentre invece non è assolutamente vero. Non siamo quelli che urlano e che cercano attraverso il rancore di continuare a seminare odio in questa città. È peggio, insomma, è peggio di così non potrebbe essere. E vogliamo dire anche a quel pezzo di sinistra che noi siamo forze insieme, una forza molto ampia, una forza che va dal PD al FLI, perché ci candidiamo a governare questa città. Proprio un atto di consapevolezza, un atto di responsabilità. Non c'è più bianco che bianco, più rosso che rosso, più sinistra di sinistra. Noi siamo qui la piazza e in questa piazza troveremo la nostra forza. A margine della manifestazione del PD, il candidato sindaco Giuseppe Arnone, come aveva annunciato, ha esposto il posterbus di protesta contro i vertici del partito e mostrato le caricature di Bersani ed il coordinatore organizzativo del PD Miglia Vacca. Ed il tour siciliano di Pierluigi Bersani si è concluso ieri, festa dei lavoratori, a Piana degli Albanesi, a Portella della Ginestra, dove ha partecipato alle celebrazioni del 65° anniversario della strage. Il leader del PD ha subito la contestazione di un gruppo di manifestanti con le bandiere Notav e proletari comunisti che hanno criticato l'appoggio alla politica economica del governo Monti. Per Bersani c'è una politica pulita, il paese non deve lasciarli soli.